Questa sera, visto che di nutrizione parliamo, appunto il tema è centrale a questo e lo modererà Sara Dattoma, che ringrazio, è qui alla mia sinistra. Sara è una dottorata di ricerca all'Università Ca' Foscari e con lei abbiamo ospiti Livio Zanini, Marco Ceresa e Daniele Beltrame. Ve li presenterà nella loro peculiarità professionale Sara, ed io vi ringrazio per essere stati appunto con noi oggi e spero anche nei prossimi appuntamenti, e mi scuso con chi non dovesse appunto rientrare nel novero dei commensali, degli assaggiatori. Buon ascolto. Grazie, buonasera a tutti. Intanto ringrazio Daniela Brunelli e gli altri organizzatori di questo ciclo di incontri, Roberta Facchinetti e Renzo Cavalieri. Io sono molto onorata di essere qui oggi per due motivi principali. Il primo perché sebbene io mi occupi di diritto di famiglia cinese, sono un'appassionata di cucina e di cibo, e dunque per me poter moderare questo incontro è sicuramente un onore, e soprattutto ascoltare gli interventi dei nostri ospiti. Il secondo motivo riguarda il luogo, cioè la società letteraria e in particolare Verona. Sono ormai una veneziana d'adozione, ma la mia città rimane Verona, e dunque sono molto felice che ci siano queste occasioni qui a Verona per far conoscere diversi aspetti del paese che poi insomma ho studiato in questi anni. Oggi il primo intervento sarà del professor Daniele Beltrame, che è professore di cinese sia presso l'Università di Verona che presso l'Università di Bergamo, ed è dottorando anche in lingue e civiltà dell'Asia e dell'Africa mediterranea a Ca' Foscari. Dunque lascerei la parola a Daniele. Buonasera a tutti. Allora, volevo cominciare appunto il mio intervento facendo essenzialmente il microfono più vicino, così si sente meglio. Facendo semplicemente un'introduzione di carattere abbastanza generale su quella che è appunto la tradizione culinaria cinese, per cui soprattutto far notare quanto appunto non si possa considerare più vicino, scusate. Quando si possa considerare appunto come una tradizione del tutto monolitica o fissata una volta per tutte, è una tradizione in effetti che, come tante altre tradizioni culinarie ovviamente, si è arricchita con il tempo ed è sicuramente molto differenziata, molto diversificata al proprio interno. Quindi di cucina cinese si può parlare certo di una versione appunto generale, però in realtà è una cucina che al proprio interno è estremamente diversificata da un punto di vista regionale, quindi, e che anche appunto nel corso del tempo si è arricchita di apporti successivi, di importazioni appunto di prodotti, di ingredienti, di spezie, di preparazioni che appunto arrivavano da ogni parte del mondo, principalmente dall'Asia centrale, dalla Persia, dall'India, anche dalle Americhe, e che quindi si è evoluta con il tempo, tanto che appunto scusate, sì, va meglio così? Si sente meglio? No, devo alzare la voce, scusatemi, il problema è mio. Scusate. Ecco, tant'è che appunto tutti questi nuovi prodotti, nuovi sapori, nuove preparazioni sono entrate stabilmente appunto nella tradizione culinaria cinese,
ed era stato effettuato un esperimento nel 1999, era stato preparato un piatto seguendo un antico ricettario del VI secolo d.C., secondo appunto la ricetta originaria. Era stata fatta assaggiare appunto a dei cinesi che non l'hanno gradita per niente, perché ovviamente questa ricetta non comprendeva al proprio interno gli apporti successivi, quindi principalmente il pomodoro, l'olio di mais o anche il peperoncino, specialmente, che è molto presente nella cucina cinese. E questo poi ha prodotto anche degli effetti dal punto di vista linguistico, per cui per esempio tanti prodotti che inizialmente sono entrati appunto come delle importazioni nella cucina cinese. Possiamo usare questo? Si sente? Meglio? Sì, ok, scusate. E quindi anche dal punto di vista linguistico, dicevo, certi ingredienti, certi prodotti e certe spezie che all'inizio appunto adottavano per essere introdotte appunto anche nel sistema linguistico cinese dei neologismi che sottolineavano l'origine straniera di questi prodotti, sono cambiati e sono diventati invece delle parole che non hanno più alcun riferimento all'origine straniera di questi prodotti, per cui per esempio il pomodoro o anche il peperoncino o anche le arachidi hanno perso appunto, anche dal punto di vista linguistico, la loro identità straniera per diventare a tutti gli effetti dei prodotti cinesi, anche perché in molti casi questi prodotti sono stati poi trasportati, portati in Cina e coltivati anche in Cina, quindi non sono più stati soltanto prodotti di importazione. Questo per quanto riguarda appunto la stratificazione anche successiva della tradizione culinaria cinese. Ma una cosa su cui volevo anche porre l'attenzione è essenzialmente la differenziazione anche a livello internazionale della cucina cinese, perché bisogna considerare anche le comunità di cinesi all'estero che hanno portato appunto con sé anche la propria cultura culinaria. In molti casi l'hanno anche adattata nei paesi di destinazione, creando anche delle sintesi molto originali, come per esempio la cultura Noya della Malesia e di Singapore, che si è mescolata appunto alla tradizione culinaria halal e appunto ha sviluppato una produzione culinaria del tutto originale, che appunto si è adattata alla maggioranza musulmana appunto della regione. E poi appunto ci sono molto spesso però degli adattamenti che vanno oltre la semplice variazione del piatto originario. In molti casi ci sono addirittura delle invenzioni, delle creazioni che sono avvenute appunto nelle tradizioni culinarie internazionali, quindi delle comunità cinesi all'estero, che in molti casi non sono presenti nella tradizione culinaria invece della madrepatria cinese. Ci sono appunto degli esempi, appunto ne ho voluti selezionare soltanto alcuni, che rappresentano bene i vari passaggi, i vari fenomeni che appunto si possono testimoniare a riguardo. Per esempio uno dei piatti molto diffusi nella cucina sino-americana è il chop suey, che è la lettura cantonese del piatto che nel cinese mandarino si chiama za suey, che significa appunto pezzi vari, pezzi misti. È una sorta di potpourri di vari ingredienti, di carne, di verdure, saltati appunto in salsa e serviti appunto su un piatto di riso. È quindi un piatto molto semplice, molto nutriente, quindi anche molto popolare. E nel corso del tempo sono anche nate delle leggende che assomigliano poi in molti casi alle leggende che si creano per certi piatti molto popolari, come può essere per la pizza margherita in Italia, e che hanno sottolineato soprattutto la origine autenticamente americana di questo piatto, quantomeno sino-americana del piatto. Addirittura si sottolineava come punto effettivamente molto similmente alla leggenda della pizza margherita. Questo piatto venne inventato in occasione della visita di un ministro cinese negli Stati Uniti alla fine dell'Ottocento. Molto probabilmente non fu appunto creato per questo ministro cinese, a quanto pare appunto dalle testimonianze, ma si sfruttò effettivamente la visita di questo ministro raccontando che appunto l'avesse assaggiato, l'avesse particolarmente gradito per renderlo ancora più popolare, per poterlo vendere, quindi più che altro fu una trovata commerciale. E questo piatto ebbe talmente successo in Cina, ebbe talmente successo negli Stati Uniti, che si credette appunto che fosse un piatto autenticamente cinese, però nato appunto negli Stati Uniti.
In realtà è un piatto che esisteva già nella tradizione culinaria cinese ed era partito appunto con gli emigranti in una forma molto più semplice, poi era stato riadattato appunto dalle comunità cinesi all'estero e addirittura paradossalmente era ritornato in Cina, tant'è che appunto negli anni 40 a Shanghai si trovavano delle insegne di ristoranti che promettevano di vendere l'autentico chop suey americano, quando invece era paradossalmente un piatto cinese, ma che era partito ovviamente in un'altra forma, quindi è un po' dal punto di vista culinario quello che è un cavallo di ritorno nella tradizione culinaria cinese. Un'altra storia che appunto riguarda questo tipo di variazioni, questo tipo di adattamenti, è quello del, si chiama in cinese gulao rou, è il maiale in agrodolce. È un piatto anche questo molto diffuso, soprattutto appunto nei ristoranti cinesi all'estero. E anche in questo caso si tratta di una variazione di un prodotto originariamente cinese. Era un piatto però all'inizio che non piaceva agli occidentali. Pare che sia stato inventato appunto nell'Ottocento, nella provincia meridionale del Guangdong, la provincia appunto di Canton, che però prevedeva come ingrediente, soprattutto la carne contenuta in questo piatto, degli ossicini con un po' di carne intorno, quindi erano essenzialmente degli scarti di carne, che agli occidentali non piacevano tanto. Allora si decise di cambiare semplicemente questo tipo di carne con dei tocchetti di maiale, mantenendo invariata invece la salsa agrodolce. Infatti il nome originario era Gulu Rou, che significa invece la carne di cui ci si lamenta, che poi per diciamo, renderlo un po' più nobile, per appunto renderlo in misura un po' più gradevole, venne chiamato appunto Gulao Rou, ovvero sia carne alla maniera antica, quindi anche il nome del tutto inventato, insomma. E questa è ancora una volta una variazione di un prodotto autenticamente cinese. Un prodotto che invece sicuramente non appartiene alla tradizione culinaria cinese, diciamo autentica, quella della madrepatria, quella originaria, sono i dolcetti della fortuna. Questi invece sono un'invenzione pura e semplice di ristoratori cinesi, in particolare di San Francisco. Venne inventata infatti alla fine dell'Ottocento questa abitudine di offrire appunto alla fine del pasto un dolcetto con un messaggio all'interno. E anche in questo caso c'è un aneddoto interessante che riguarda appunto la comunità cinese negli Stati Uniti. Nel 1986 era stata appunto approvata una legge negli Stati Uniti che imponeva appunto agli immigrati clandestini di fare domanda di amnistia entro una certa data. Allora ovviamente per riuscire a raggiungere gli immigrati clandestini che vivevano appunto in clandestinità si era pensato di mettere dei messaggi all'interno dei dolcetti della fortuna. Ovviamente non si riuscì a trovare nessun produttore cinese disposto a inserire questi messaggi, però venne anche fatto presente all'Agenzia per l'immigrazione statunitense che i cinesi non mangiano i dolcetti della fortuna, quindi sarebbe stato comunque inutile inserire questi messaggi. Quindi questa è sicuramente un'invenzione. Invece poi ci sono delle invenzioni create appunto dalle comunità cinesi all'estero, in particolare quella statunitense, che è quella più antica e quella più numerosa, che sono poi state portate in Cina, quindi sono state introdotte nella cultura culinaria cinese. In particolare c'è un elemento del tavolo del ristorante cinese che è la cosiddetta Lazy Susan. È un piatto rotondo che normalmente si vede appunto sopra le tavole cinesi, che è rotondo e gira, che serve appunto per passare i piatti di portata agli altri commensali della tavola. Questa è un'invenzione appunto dei ristoratori cinesi in California, negli Stati Uniti, che poi è stata introdotta appunto nella tradizione culinaria cinese. Quindi, in fin dei conti, appunto, la tradizione culinaria cinese, oltre ad essersi arricchita appunto, diciamo, in madrepatria attraverso appunto importazioni successive e la ricerca anche successiva di prelibatezze straniere, di prelibatezze anche considerate esotiche, come per esempio i nidi di rondine o le pinne di squalo e altri prodotti appunto considerati esotici anche per i cinesi, si è arricchita grazie anche all'invenzione, all'adattamento e alle variazioni appunto create dai cinesi delle comunità all'estero. Grazie. Ringraziamo Daniele Beltrame e passo la parola al professor Ceresa
Il professor Ceresa è professore ordinario di lingua e letteratura cinese presso l'Università Ca' Foscari Venezia, è direttore dell'Istituto Confucio, sempre dell'Università Ca' Foscari, cofondatore e presidente onorario dell'Associazione Italiana di Cultura del Tè, autore di numerosi saggi e volumi sulla cultura materiale. Lascerei la parola direttamente a lei. Sì, adesso barcollo sotto tutti questi onori e titoli. Allora, mi riallaccio al discorso fatto dal collega Beltrame. La costruzione di un'identità gastronomica o di un'identità culinaria è sempre il risultato del confronto con un altro in senso orizzontale, cioè può essere un altro prossimo dal punto di vista, prossimo o meno prossimo dal punto di vista geografico, il paragone con un'altra regione o il paragone con un'altra nazione, tant'è che noi definiamo alcuni piatti con dei nomi che non sono usati nella regione da cui questi piatti provengono. L'esempio più celebre è quello della figura fatta da Kennedy quando disse Ich bin ein Berliner, io sono un Krapfen, sostanzialmente, o la pizza napoletana che non è chiamata napoletana a Napoli, eccetera, ma è nel confronto con un altro geografico, quindi orizzontale, che nasce e si qualifica un'identità gastronomica, ed è anche nel confronto con un altro verticale, cioè nel senso di composizione sociale e di egemonia, un'egemonia quasi gramsciana, il confronto fra classi più alte e classi meno alte, esempio di cibi che passano dai servitori ai padroni e poi dai padroni di nuovo ai servitori. Quindi questa circolazione che è invece verticale del cibo. Gli esempi che ci ha fatto Daniele sono molto interessanti perché sono appunto esempi di identità culinaria cinese che però è stata formata da elementi non cinesi per confronto o per contrasto. Nella formazione di un'identità culinaria cinese contribuiscono appunto questi fattori di esposizione ad altre culture, di arrivo di stranieri, di arrivo di altri comunque, ma contribuiscono soprattutto poi anche altri principi. Per esempio tutta la cucina cinese è giocata sul contrasto fra la fame e l'abbondanza. La Cina è stata paese di grandi carestie, che sono state uno dei problemi più seri con i quali i governanti della Cina hanno avuto a che fare nel corso della storia, e la struttura del pasto cinese rispecchia il contrasto fame e abbondanza. Si basa su due principi. Questo era il timer, si basa su due principi, su due concetti, il concetto di Fan e il concetto di Tsai, che è grosso modo il rapporto fra il pane e il companatico. Fan noi adesso lo usiamo per indicare il riso, ma in generale indica tutti quegli alimenti ricchi di carboidrati che accompagnano le pietanze di carne o verdura. E il rapporto fra questi due elementi varia a secondo della circostanza e a secondo delle possibilità economiche. Quindi nei giorni dei giorni lavorativi in una famiglia modesta si mangia tanto riso e poca carne, per intenderci, ma il rapporto si inverte nel caso di festività, di occasioni particolari, di celebrazioni o di famiglie più ricche. Quindi il pasto cinese sarà sempre giocato su questi due elementi, tant'è che in un banchetto ufficiale o in un pranzo elegante non vi verrà mai servito il riso, ad esempio. Il riso o la pasta, una cosa sulla quale tornerò dopo. E dovrete chiederla se proprio a tutti i costi volete avere il riso o la pasta, ma normalmente non vi verrà dato perché il riso
l'abbondanza di riso fa povertà, fa pancia da riempire, mentre invece ciò che rende elegante o distinto il pranzo è l'abbondanza di carne o di pesce. Al contrario, però, a casa un bravo bambino mangia 2 ciotole di riso, come da noi mangerebbe il pane o qualcosa del genere. Quindi fame e abbondanza è un concetto che contribuisce alla formazione dell'identità culinaria cinese. Altri concetti sono, ci sono anche altri preconcetti che noi nutriamo nei confronti della cucina e della dieta in generale cinese. Uno è, per esempio, che i cinesi abbiano sempre bevuto il tè fino dagli albori più remoti della storia cinese. Sappiamo che non è vero, come poi ci racconterà il collega Zanini. Vediamo che sull'arco molto ampio della storia cinese l'inizio dell'abitudine a bere il tè non è così antico, per esempio. Un'altra è che i cinesi abbiano sempre mangiato riso e che mangino riso ovunque. In realtà la Cina è divisa in fascia del riso e fascia del grano, e c'è una parte del paese molto consistente che consuma più grano e cereali e loro derivati di quanto non consumi riso. E quindi la parte fan, diciamo, del pasto, la parte ricca di carboidrati, non sarà necessariamente quella del riso, ma sarà quella della pasta. Un altro preconcetto ancora, che è quello di cui vi parlerò adesso, perché è anche un esempio di identità culinaria risultante dal confronto con l'altro, è quello del latte. I cinesi non sono consumatori di latticini, i cinesi non sopportano il latte, i cinesi hanno una serie di fenomeni, manifestano una serie di fenomeni e sintomi poco gloriosi se fanno consumo di latte e latticini. Ecco, questo è vero, però non è vero nei termini in cui spesso viene messo, e soprattutto non sta ad indicare quello che io chiamo un corpo deficiente. Cioè, questo non significa che i cinesi abbiano un problema che è un problema medico, un problema che deve essere curato. I cinesi non sono il grande malato dell'Asia, anche se sono stati così definiti ad un certo punto, ma il loro rapporto col latte è infinitamente più complesso. E vi faccio un esempio. È un aneddoto riportato da fonti del 1937 e dato come un po' più antico. Un signore è vissuto per molti anni sul confine fra la Cina e la Mongolia, quindi parlava perfettamente il mongolo, aveva usi e costumi mongoli, però era cinese. Trasferitosi a Pechino cerca di farsi passare per mongolo. Cerca di farsi passare per mongolo e ci riesce anche. Dopo un po' però i cinesi cominciano ad avere dei sospetti. Allora lo invitano ad un banchetto e al posto dei soliti piatti prelibati cinesi gli servono pietanze mongole a base di latte e derivati. Il signore scappa inorridito, si tradisce, scappa inorridito e non si fa più vedere per la vergogna. Cosa ci dimostra questo esempio? Una cosa, che il latte non era gradito e il latte era dei mongoli, quindi il latte e la cultura, diciamo, lattiero-casearia è tipica dei barbari del nord. I cinesi, propriamente detti, la popolazione Han, non si identifica con il consumo di latte. Non si identifica con il consumo di latte perché non è mai stata una popolazione di allevatori. Questa è una delle varie spiegazioni. Quindi il latte e il consumo di latte diventa immediatamente il grande discrimine fra ciò che è barbaro, l'altro, e ciò che non lo è. I cinesi, nella letteratura, nelle cronache di viaggio, spessissimo si riferiscono agli occidentali come persone che puzzano di rancido. E questo rancido è dato proprio dalla nostra dieta ricca di latticini, mentre noi
sottolineiamo di solito una propensione da parte dei cinesi per il mostruoso e per l'insolito. I cinesi mangiano tutto, i cinesi mangiano i cani, i cinesi mangiano, ditemelo voi. Quindi da un lato l'occidentale si pone nei confronti del cinese accusandolo o etichettandolo come mangiatore di cibi insoliti e mostruosi. Il cinese etichetta l'occidentale come consumatore di latte e pertanto persona che puzza di capra, sostanzialmente. Andiamo a vedere però che cos'è, perché effettivamente è così. In effetti il 90% dei cinesi dimostra di non avere, di avere un calo o comunque una deficienza dell'enzima che serve a digerire la molecola del latte. Però, d'altro canto, qualsiasi mammifero dopo lo svezzamento non consuma il latte. L'unico mammifero che consuma il latte dopo lo svezzamento è l'uomo e i piccoli animali domestici a cui l'uomo dà il latte, ma che normalmente non sarebbero in grado di, cioè non l'avrebbero nella loro dieta. Quindi la condizione di non consumo del latte negli adulti è una condizione assolutamente normale e che non indica di per sé un fisico in qualche modo manchevole, in qualche modo deficiente, e pertanto non pone in una gerarchia culturale questo fisico su un livello inferiore. I motivi per cui i cinesi non hanno incluso il latte nella loro dieta è stato discusso e ci sono diverse possibili spiegazioni. Una è quella del conservatorismo culturale, cioè una generale avversione supposta avversione nei confronti di quello che è altro e straniero, ma come ci ha dimostrato Daniele non è sempre così, non è sempre il caso, soprattutto non lo è in questo momento della storia cinese. C'è il fatto che, essendo la Cina densamente popolata e un paese agricolo, non era possibile sviluppare un sistema in cui si producesse abbastanza raccolto per gli umani e per le bestie da lavoro. Quindi i cinesi hanno sempre acquisito bestiame, non sono stati allevatori, ma acquisivano dalle popolazioni del nord. Le popolazioni del nord erano consumatori di latticini, quindi il latte, l'allevamento e il barbaro. Esiste poi in realtà la prova che in un certo periodo della storia cinese, per qualche secolo, è esistita una piccola industria lattiero-casearia in Cina che era molto sofisticata e poteva anche arrivare a produrre un prodotto complesso come il burro chiarificato, che per un popolo che non beve il latte e non consuma latticini è un processo abbastanza avanzato. Poi naturalmente c'è appunto la questione dell'identificazione della non identificazione con i consumatori di latte e con gli allevatori, e poi la teoria dell'enzima, che è la più interessante. La questione dell'enzima è, io non sono ovviamente né un medico né uno scienziato e mi interessa dal punto di vista culturale. La scoperta di questo enzima e la scoperta che una gran parte della popolazione mondiale ha fenomeni che continuo a definire poco gloriosi quando ingerisce del latte è una scoperta del dopoguerra e dei piani di assistenza degli Stati Uniti nei confronti degli altri paesi. Massicce quantità di latte in polvere sono state inviate in molti paesi del mondo e questi poveretti che assumevano questo latte in polvere avevano dei sintomi appunto poco simpatici. Questo ha incrementato le ricerche in questo campo e nel 1975 i ricercatori della Johns Hopkins Medical School hanno appunto formulato questa teoria dell'enzima e dell'assenza dell'enzima che permette di dividere la molecola in due zuccheri semplici. Bene,
I cinesi non hanno per lo più questo enzima perché i loro antenati non sono stati esposti ai prodotti, ai latticini per secoli. Ciò non significa che i cinesi sono sopravvissuti in tutti questi secoli e sono sopravvissuti fino ai giorni nostri, sono in ottima salute in generale, perché hanno avuto altre fonti di calcio. La soia, altre fonti di calcio più comuni a un prezzo più basso, la soia e i vegetali a foglia larga. Quello che è interessante da notare è il tentativo disperato di tutti e dell'industria e delle multinazionali, di certi tipi di multinazionali e dello stesso governo cinese di emendare questa cosa facendo delle massicce campagne per incrementare il consumo di latte, fatte passare per campagne per migliorare il fisico nazionale. Appunto, se voi andate in Cina, al giorno d'oggi vedete moltissime pubblicità di latte, latticini e prodotti equivalenti, nell'idea che il latte sia necessario per stare bene e per essere come gli occidentali. Quindi il rapporto del nostro Signore che andava al banchetto e si faceva passare per mongolo ma poi scappa davanti ai latticini si inverte completamente. Al contrario, si cerca il consumo dei latticini perché il latte diventa un'immagine e una metafora dell'Occidente, quindi è un'identità desiderabile, diversamente da un'identità cinese priva di latte che sembra inferiore, più primitiva, sicuramente meno sana. Ecco, anche in questo caso vediamo come una questione semplice come il latte definisca due identità culturali molto importanti e in conflitto. Io mi fermerei qua. Grazie professor Ceresa. Di bevande appunto ci parlerà il professor Livio Zanini, docente di lingua cinese presso l'Università Ca' Foscari Venezia, presidente dell'Associazione Italiana Cultura del Tè, che dire, ha scritto diversi articoli proprio sulla bevanda in questione. Lascio la parola al professor Zanini. Grazie Sara e buongiorno a tutti. Oggi parlerò appunto dell'altro aspetto dell'alimentazione. In italiano si dice alimentazione, in inglese di solito si usa la formula food and beverage, ovvero cibi e bevande, che in cinese corrisponde esattamente alla formula yinshi, che vuol dire cibi, bevande e cibi. E oggi appunto parlerò di bevande, ma parlerò assai poco del tè, ma parlerò di altre bevande. Mi ricollego proprio per impostare la mia presentazione a quanto detto da professor Ceresa riguardo alla differenziazione tra cibi a base di cereali, per cui cibi poveri, e cibi invece a base di carne, per cui cibi ricchi. Ecco, lo stesso tipo di differenziazione che troviamo negli alimenti solidi la possiamo ritrovare nei liquidi che vengono consumati durante il pasto, in una differenziazione fra tang o shui, ovvero le bevande non alcoliche, e jiu, ovvero il vino, ovvero la bevanda alcolica. Quando dico vino, in realtà utilizzo appunto il termine jiu cinese che indica tutte le bevande alcoliche. La Cina ha conosciuto il vino d'uva abbastanza tardi. I primi riferimenti al consumo del vino d'uva sono del I secolo d.C. di fatto e fanno riferimento a vino importato dalle zone del centro Asia, del Turkestan, per cui un prodotto anche questo come i latticini di fatto di origine straniera.
Tradizionalmente, da millenni, i cinesi hanno prodotto e consumato prevalentemente bevande alcoliche prodotte dalla fermentazione composita, per cui tra amiloasi e poi fermentazione vera e propria, di cereali, inizialmente dal miglio e poi in seguito dal riso. Per cui Jiao indica tutte queste bevande, sia le bevande prodotte dalla fermentazione della frutta, che in Cina erano abbastanza rare, e soprattutto quelle a base di riso. L'arrivo poi di altri prodotti di origine straniera, che potevano essere il vino di latte di giumenta fermentato, oppure il vino d'uva, oppure la birra, sono stati acquisiti e nominati in cinese sempre con lo stesso suffisso, che è questo jiao, che identifica appunto la bevanda alcolica. Ma per spiegare la differenza che ci può essere tra il concetto di jiao e il concetto di vino nella nostra cultura, riporto un piccolo aneddoto che riguarda i nostri cugini d'Oltralpe. Negli anni nel 65, ecco, uno dei primi studi sul consumo dell'alcol all'interno di diverse culture faceva riferimento ad una cosa molto curiosa. Mentre i piloti dell'aviazione civile americana e inglese, seguendo le normative già in vigore all'epoca, si astenevano dal consumo di alcol per le 8 ore precedenti alla presa di servizio per guidare gli aerei, i piloti dell'Air France a bordo, durante il pasto servito a loro durante il volo, avevano un bel bicchiere di vino. Questo perché nella nostra cultura in realtà, e nella cultura appunto francese, il vino non è considerata una bevanda voluttuaria, non è considerata sempre e solo una bevanda che serve per ubriacarsi, ma è parte integrante della dieta. Per loro, per i piloti dell'Air France, bere un bicchiere di vino, come per mio padre, a ogni pasto, se non ha il bottiglione sopra il tavolo non è contento, per cui fa parte dell'alimentazione. E, come dire, il vino anche da noi ha, come dire, diverse valenze, per cui sappiamo che è alimento, che è droga, sappiamo che è anche sostanza rituale, ma per quanto riguarda il vino, soprattutto consumato a tavola, nel contesto, diciamo pure, dell'Europa mediterranea, il vino è parte costituente del pasto, per cui cibo. Cioè il valore principale del vino è quello di cibo. Il problema è che proprio da questo studio comparativo tra l'uso del vino in diverse culture si evince che questo specifico uso, questa visione della bevanda alcolica vino diffusa da noi è un'eccezione a livello planetario. Cioè nella maggior parte delle culture le bevande alcoliche non sono cibo. Le bevande alcoliche sono una forma di droga, le bevande alcoliche sono una sostanza voluttuaria che viene consumata avendo ben in mente e sapendo bene quali sono gli effetti psicoattivi che questa bevanda ha sulla nostra mente. E in Cina, anche in Cina, il vino, ovvero il jiao, la bevanda alcolica, ha avuto una molteplicità di funzioni, tra le quali la funzione puramente alimentare che noi attribuiamo al vino in realtà è quella minoritaria. Il vino in Cina funziona sia come alimento, va bene, in quanto è parte dello yin, ovvero della parte liquida consumata in un pasto di un certo livello, è usato come medicina, come in realtà in molte tradizioni, per cui il vino era un componente e un veicolo attraverso il quale si potevano assumere i medicinali. Era naturalmente una bevanda voluttuaria con la quale ci si poteva ubriacare, ci si può ubriacare, ma è soprattutto una bevanda rituale. E la valenza rituale delle bevande alcoliche in Cina, a mio avviso, è quella prioritaria, quella che definisce il modo in cui si consumano le bevande alcoliche anche durante i pasti in Cina. L'uso, come dire, rituale dell'alcol è legato fondamentalmente all'effetto che ha sulla psiche.
sappiamo che l'alcol è una bevanda, anche in questo gioco di parole che si fa da noi, vino divino, enteogena, ovvero una bevanda che ha il Dio all'interno, una bevanda che ci porta all'ebbrezza e ci mette in comunicazione con le divinità. Bene, questo uso esisteva anche nella tradizione dionisiaca ed esisteva anche in Cina fin dagli albori della civiltà cinese, dove il vino era consumato copiosamente durante i riti da parte dei sovrani. In particolar modo durante la dinastia Shang, che ha regnato fino di fatto all'XI secolo a.C., il vino era consumato in grandissime quantità durante i banchetti, al punto che dopo la caduta di questa dinastia, la dinastia seguente, quella dei Zhou, che prese appunto sopravvento, accusò i suoi predecessori di essere dei sovrani dissoluti e come dediti al consumo sfrenato di alcol e proibì il consumo eccessivo di alcol. Ma non lo proibì nel senso di non si può bere l'alcol. È impossibile vietare l'uso di una sostanza come l'alcol, ma ne impose, come dire, un'etichetta sul consumo che doveva di fatto regolare il consumo dell'alcol. Perciò l'alcol all'interno della cultura cinese, come anche in molti altri contesti, aveva, come dire, una molteplice valenza che causava una sorta di schizofrenia per quanto riguarda il valore che si attribuiva a questa bevanda. Il dizionario Shuowenjiezi, che è uno dei più importanti dizionari composti appunto durante la dinastia Han in Cina, l'alcol viene, come dire, definito attraverso un gioco di parole, come dire un accostamento paronomastico, dicendo che alcol, jiu, è jiu, che vuol dire ottenere, cioè l'alcol vuol dire ottenimento. L'alcol è la cosa attraverso la quale si ottiene il bene e il male della natura umana. E questa sorta di schizofrenia la si ritrova proprio nella valenza del consumo dell'alcol, che può essere di due tipi. Da una parte c'è il consumo dell'alcol sfrenato, ovvero un consumo antisociale, un consumo condannato. Dall'altra c'è un consumo dell'alcol regolato secondo specifiche norme. E in questo contesto l'alcol consumato secondo queste norme era visto non come una cosa negativa, ma come la massima espressione dell'ordine sociale. Quando venne fatta la glossa di questo dizionario, diceva appunto che l'alcol è bene e male. Quando è bene, quando ospite e invitato brindano reciprocamente 100 volte. È male quando porta a eccesso e ubriachezza. Per cui questa duplice valenza dell'alcol che è stata adottata nel corso della storia cinese. E questo uso lo ritroviamo appunto anche in diversi episodi della storia cinese dove si vede come proprio un diverso uso dell'alcol potesse anche a livello sociale esprimere la propria visione della società. L'uso, come dire, dell'alcol sfrenato trova già dei precedenti nella filosofia taoista. Il famoso filosofo Zhuangzi racconta un aneddoto nel quale dice appunto che una persona quando è ubriaca e cade da un carro non si fa male. Le sue giunture sono morbide e flessibili perché sono completamente in tutt'uno e in sintonia con l'universo. A questo filone, come dire, a questa visione dell'alcol come appunto sostanza che mette in comunicazione con il Tao, con il principio universale, con la spiritualità, si rifacevano molti letterati dell'epoca seguente la caduta della dinastia Han che a fronte dei grandi disordini politici e sociali in cui vivevano, sceglievano la via dell'alcol come forma di protesta e come modo per tenersi lontani dai propri doveri di letterati confuciani. Secondo l'etica confuciana, una persona di cultura aveva il dovere di servire il proprio sovrano.
i famosi 7 letterati del Bosco di Bambù, questo gruppo di letterati famosissimi e bravissimi, appunto, che hanno vissuto nel periodo che va a cavallo tra la fine della dinastia Wei e l'inizio della dinastia Jin, scelsero proprio l'abuso dell'alcol, ovvero la dichiarazione dell'abuso dell'alcol, per sancire il loro distacco e il loro rifiuto per la situazione politica e per quello che stava succedendo all'epoca. Perciò l'alcol usato, abusato anzi, come modo per sancire la propria distanza dal mondo. Ancora una volta possiamo dire, seguendo eventualmente un modello d'analisi che già è frequente da noi, il dionisiaco per negare l'apollineo, per staccarsi da ciò che è ordinato. Ma la valenza di consumo ordinato dell'alcol in realtà rimase quella prevalente, e nell'ambito della società il consumo dell'alcol è sempre stato ordinato e definito da una precisa etichetta. Ecco perciò che nasce il rito, ovvero le norme rituali sono quelle che definiscono le modalità con cui le persone si scambiano i brindisi. Per cui bere alla salute di qualcuno è il modo con cui le persone dimostrano la loro stima, la loro amicizia e la loro unione. Bere alla salute di qualcuno è una forma di dono. Fare una forma di dono, ahimè, ci riporta nella famosa economia del dono descritta da Marcel Mauss, che prevede 3 regole fondamentali. Nel dono c'è la regola che prevede appunto l'obbligo del dare il dono, ovvero l'obbligo di fare il brindisi, l'obbligo di ricevere il dono, ovvero l'obbligo di bere, terzo, l'obbligo di ricambiare il dono, per cui di continuare questo scambio continuo di brindisi tra i partecipanti. Questa è una dimensione che in Occidente fatica ad essere percepita. In Occidente, io penso all'Italia, è comune vedere qualcuno che va al ristorante da solo e si ordina un bicchiere di vino o si ordina un boccale di birra. È comune vedere a tavola in Occidente delle persone che hanno davanti a sé il proprio bicchiere e a piacere proprio sorseggiano il contenuto di quel bicchiere indipendentemente da quello che succede nella tavola. In Cina questo non avviene, perché in Cina il vino non è appunto una bevanda, ma è sempre regolato da questo continuo scambio di brindisi, da queste norme. Ecco perciò che in Cina, quando si è a tavola, è praticamente impensabile che qualcuno prenda il bicchiere di qualsiasi bevanda alcolica e lo porti alla bocca senza coinvolgere qualcuno della tavolata. Questo avviene normalmente con i liquori distillati che sono più forti, ma anche con la birra, ho vedo fare, di solito è impossibile, molto difficile, ho considerato poco adatto alla situazione bere da soli. Quando si beve in Cina ci si guarda attorno, si sceglie un commensale, si alza il bicchiere, si fa il brindisi e lo si coinvolge, si beve assieme. Per cui non è mai un atto privato e solitario. Ma questa, come dire, valenza e regola poi del consumo dell'alcol ha dato vita anche ad altri fenomeni culturali che in Occidente sono ancora più non capiti o addirittura relegati a, come dire, le pratiche più becere e poco eleganti che si possono trovare in un campus universitario, ovvero quello dei giochi per bere. L'alcol è appunto un onore, bere alla salute di qualcuno è un onore, ma l'alcol, sappiamo, è una sostanza che è potenzialmente pericolosa. È proprio la pericolosità dell'alcol che rende l'alcol così particolare. È proprio il fatto che l'alcol ci pone con l'uso in una situazione di debolezza, fa sì che l'essere disposti ad ubriacarci in presenza di un'altra persona sta ad indicare che noi ci stiamo fidando
completamente di quella persona. Però naturalmente il gioco, da che mondo è mondo, oltre ad essere un gioco di sballo, ovvero come diceva appunto Roger Caillois, per quanto riguarda i giochi, un gioco di vertigine, gli uomini amano altri tipi di giochi che implicano l'aspetto dell'agon, ovvero della competizione per la bravura, o l'aspetto dell'alea, ovvero la competizione della fortuna. Ecco che in Cina, spesso e volentieri, l'assunzione di alcol è stata, nel corso dei secoli, assoggettata a delle regole definite non tanto dalla volontà individuale di qualcuno, non tanto dall'etichetta, ma a questo punto buttate sul tavolo e ridiscusse in maniera totale attraverso l'esecuzione di alcuni giochi. Giochi che prevedono il consumo dell'alcol come forma di penitenza. Fin dai tempi antichi già Confucio raccontava appunto che durante i banchetti erano soliti fare delle gare di tiro con l'arco e chi perdeva doveva poi bere un calice per ringraziare la persona che aveva vinto. Nel corso dei secoli si sono sviluppate poi altre forme assai meno impegnative di giochi, fino ad arrivare a delle competizioni di natura puramente letteraria, ovvero a fare dei cenacoli poetici nei quali appunto la gara consisteva semplicemente nel comporre determinate poesie. C'era una persona che appunto era il maestro del comando del vino, che definiva l'argomento della composizione poetica e tutti i partecipanti dovevano comporre una poesia dedicata a quell'argomento e chi non ci riusciva doveva bersi un calice di vino. Di tutto questo, ahimè, oggi in Cina resta abbastanza poco. Restano però abbastanza diffusi giochi di abilità o di fortuna che vengono utilizzati come la morra, per esempio, per decidere chi deve bere nel corso di un banchetto. Per concludere, allora, semplicemente voglio ribadire due concetti fondamentali, che l'uso alimentare dell'alcol, che un po' presuntuosamente gli occidentali vogliono insegnare in questo momento ai cinesi, è una cosa molto particolare che appartiene alla cultura dell'Europa mediterranea. In Cina invece l'alcol è e resta fondamentalmente una bevanda sociale che serve a sancire l'amicizia tra le persone che consumano l'alcol e in ogni caso sia per i modi e per le quantità in cui l'alcol viene consumato in Cina consumare alcol è una faccenda dannatamente o comunque divinamente seria. Grazie. Grazie professor Zanini. E io lascerei spazio in realtà alle domande del pubblico che sono accorsi così numerosi e avranno sicuramente delle curiosità. Prego. Io magari non sarei così, non metterei la questione in termini così estremi, voglio dire, quello che succede in Cina succede un po' dappertutto e non è il dollaro, ma è il mercato in generale di cui parliamo. È vero che la questione del latte è legata in modo indissolubile agli Stati Uniti, che sono i più grandi produttori e consumatori di latte crudo al mondo.
ovviamente, essendo i più grandi consumatori, hanno una fede in questa bevanda, da un lato. Dall'altro la bevanda in sé è carica di valenze simboliche, il latte è il latte materno, il latte è bianco, il latte è puro, che non è vero niente perché il latte appena munto è la cosa meno pura che esista, ma in generale come immagine il latte è puro, il latte è freddo, anche lì perché non riusciamo ad immaginarci una civiltà senza frigoriferi, e quindi da un lato c'è un valore archetipico, un valore simbolico del latte, dall'altro c'è il fatto che una nazione economicamente molto potente ha questa grossa produzione di latte e idealizza questo alimento, che indubbiamente è un alimento che fa bene, ma non è l'unico alimento che fa bene. E nel 1958, se non sbaglio, l'Associazione dei produttori di latte americana inventò questo slogan: Milk is good for everybody. But everybody era scritto everybody separato, quindi c'era un gioco di parole. È buono per tutti, ma è buono per ogni corpo. Ora, l'idea di egemonia è questa, più che il denaro, è l'idea che c'è una nazione culturalmente identificata in un certo modo come forte e potente anche fisicamente. È il fisico americano che trionfa sul grande che trionfa o che fa da modello al grande malato dell'Asia. Quindi è un desiderio di assimilare uno stile di vita che si riflette anche in un corpo a un altro modello, che è appunto il modello che ci propone un certo tipo di Occidente. Quindi lei ha indubbiamente ragione quando sottolinea la forza del mercato. Sicuramente in Cina in questo momento l'arricchirsi e il fare soldi, eccetera, sono sicuramente un obiettivo e sicuramente una priorità. Io però, guardando all'esempio specifico del latte, la vedo più in termini antropologici, quindi il desiderio di emulare una fisicità altra che si presenta, che viene proposta come più sana, più forte, più potente, più vincente. Ecco. Ci sono domande? Ce ne sono. Sì, prima che lo vietassero nel 1915, l'assenzio. Ahimè. Si sente? Sì, naturalmente l'assenzio contiene, oltre all'alcol, l'Artemisia assenzio, che contiene il tuione, che è un altro principio psicoattivo abbastanza potente. In Cina usavano l'alcol, ma in realtà devo dire che si calavano delle cose anche un po' più pesanti. Ovvero, durante proprio l'epoca in cui, come dicevo prima, molti letterati cominciavano ad abusare dell'alcol come forma di espressione del loro dissenso per la politica attuale, in realtà erano diffuse anche altri tipi di droghe. In questi cenacoli, appunto, i famosi 7 saggi del bosco di bambù erano tutti famosi letterati, i quali si inebriavano di alcol e poi componevano poesie e dipingevano e suonavano la citra o altri strumenti musicali. Oltre all'alcol, per esempio, nello stesso periodo era molto in voga una cosa estremamente tossica, ed era la cosiddetta, si chiamava Han Shi San, ovvero la polvere del cibo freddo, ed era una mistura di 5 diversi minerali, 3 dei quali a base di sale di mercurio, per cui assolutamente tossica, che dava anche dei problemi poi di testa, come succedeva ai cappellai da noi, e aveva come caratteristica, appunto, si chiamava polvere del cibo freddo, perché la reazione tossica del corpo creava un grandissimo calore e questi si spogliavano e si buttavano nei corsi d'acqua per riuscire a trovare un po' di refrigerio. Altri
il più famoso dei poeti della dinastia Tang, del quale forse il professor Ceresa ne sa assai più di me, Li Pai, era appunto il famoso, lo chiamavano l'immortale del vino, in quanto gran parte delle sue poesie erano dedicate al vino, alla bevanda queste bevande alcoliche, al Jiao, del quale si dice appunto fosse un grandissimo consumatore. Raccogliamo un po' di domande, c'era anche lì in fondo, esatto. Giusto. Ha un paio d'ore di tempo, signora. Sì. Livio. Sì. Sì. Dunque, sul tè adesso vediamo, facciamo un gioco di quelli col vino, io e Livio, e vediamo chi perde parla del tè o no. Rispondo prima alla seconda parte. Il mio era un discorso storico, quindi non riguardava la produzione attuale di soia o il modo in cui viene fatto. Facevo riferimento alla soia e ai suoi derivati come grande fonte di calcio, alternativa e a basso costo, che poteva compensare o comunque essere la fonte di determinate sostanze alternativa al latte, quindi per dimostrare che il latte nel sistema economico e alimentare dei cinesi non era così necessario. Sulle sostanze geneticamente manipolate, francamente non so niente dal punto di vista legislativo. Da quello pratico io credo che in Cina ce ne sia una grande quantità e se ne faccia un grande uso, per motivi economici, però non ho idea di come sia il punto di vista legislativo sulla questione, sicuramente ci sono persone più competenti di me. Sul tè cosa facciamo? Rispondi intanto. No, qual era la domanda sul tè, signore? Il tè presenta due aspetti, diciamo. Esiste la bevanda di tè, e la bevanda di tè è una bevanda, è la seconda bevanda più consumata al mondo dopo l'acqua, è una bevanda consumata in Cina da gran parte della popolazione in modo non rituale, non codificato, così come io ho questa bottiglia d'acqua sul tavolo e così come uno beve un'altra bevanda, e questo è l'uso più generico ed è una bevanda comunissima che può essere servita nelle tazze, nelle teiere, nei barattoli vecchi di marmellata con il tappo a vite, in qualsiasi recipiente di plastica o di qualsiasi materiale, senza fare cerimonie, né nel senso corrente dell'espressione né in quello proprio. E poi esiste il tè ritualizzato, quindi circostanze e modi particolari di bere il tè che hanno la duplice funzione di aggregare da un punto di vista sociale, ci incontriamo per bere il tè e discutere, e anche evidenziare le qualità del tè, quindi maniere particolari e strumenti particolari per preparare il tè in modo da evidenziarne il sapore, il colore e l'aroma. Ecco, questa è diciamo, ci sono tutti e due i binari. Ovviamente per noi col vino è un po' diverso perché il vino ha questi effetti di cui parlava Livio, quindi non si può bere da mane a sera allegramente, ma il tè sì invece.
quindi diciamo, ha la funzione di spegnere la sete, ma anche su un livello più sofisticato è una pratica sociale anche complessa. C'era una domanda. Questo è più... tu sei... Passiamo a te la patata? La patata dolce sì, la patata dolce ha già una tradizione molto lunga. Per quanto riguarda la patata dolce americana, sì, c'è una tradizione anche abbastanza lunga di coltivazione, di consumo. Per quanto riguarda la patata comune, c'è una coltivazione, direi, normale, insomma, non così spinta da voler sostituire il riso. Può darsi che ci sia un progetto del genere, ma non saprei Che questa... la resistenza culturale è un fattore sempre importantissimo e c'è sicuramente una tale preponderanza e radicalizzazione della cultura del riso che sia importante impossibile sostituirla con un alimento completamente diverso che comunque non dispiace ai cinesi, perché poi le patate fritte piacciono tantissimo ai cinesi e così cose di questo tipo, però mi sembra impossibile, insomma. Mi sembra che si intraprenda il progetto come si intraprendono tanti progetti, ma che possa avere successo, ecco, mi sembra improbabile. Una cosa, però prendetela con le pinze perché non è una cosa su cui ho messo le mani in prima persona. Se non ho inteso male, per l'Expo la Cina intende presentare una varietà di super riso che permette dei molteplici raccolti all'anno e ricollegandoci poi alla domanda di prima, viene definita come varietà selezionata e non geneticamente modificata. Però mi fermo qui perché non so altro su questa faccenda. C'era una domanda del professor Cavalieri? Io in realtà avevo due commenti e una domanda. Il primo commento rispetto alla domanda sull'OGM, la Cina e anche rispetto alle patate sta affrontando un grande problema economico di risorse agricole e quindi non è affatto escluso che ci sia un fondo del governo per sviluppare delle coltivazioni più produttive, eccetera. E con l'OGM è uguale, il problema è che è inteso come un prodotto americano, straniero, e quindi viene visto da un lato positivamente come capacità di nutrizione, ma dall'altro come un prodotto sostanziale. Io volevo fare un brevissimo commento sulla questione del latte, perché Sì. avete parlato sempre del latte come liquido. Sì? In realtà c'è tutto un movimento dei formaggi in Cina, formaggi italiani, formaggi francesi, il parmigiano in particolare della Padana hanno fatto le loro campagne di penetrazione del mercato con un grande successo. I cinesi che conosco io, forse è una questione di gramsciana e non genetica, ma mangiano formaggio, soprattutto alcuni formaggi, certo non alcuni di quelli che piacciono a noi. Il parmigiano sicuramente sì, a man bassa e senza particolari problemi. Il problema riguarda il latte crudo, Poi, non il latte lavorato. Sì. Invece la mia domanda era un accenno magari, non so se Daniele, Livio, Marco, al tema del rapporto con la salute, cioè quello che a me ha sempre colpito della cucina cinese è che non è mai esente da una riflessione sull'effetto che poi i cibi hanno sul proprio equilibrio, il caldo, il freddo e così via. Per cui forse alla platea un accenno a questo tema. Sì, soltanto sul latte brevemente, il problema delle reazioni negative riguarda il latte crudo. Il latte lavorato non presenta lo stesso. Il latte lavorato può avere dei problemi di gusto, ma i fenomeni di intolleranza sono nei confronti del latte crudo. E sono anche strani perché
Per esempio il maggiore consumatore in Europa di latte lavorato è la Francia, ma la più alta percentuale di intolleranza al latte credo che sia un paese della Scandinavia, se ben mi ricordo, fatte le debite proporzioni di popolazione naturalmente, quindi è abbastanza, non è legato al consumo di latte lavorato. Quanto, che l'altra questione era, sì, il rapporto con la salute. L'alimentazione cinese non esiste al di fuori di un quadro più generale che adesso siamo a definire olistico, comunque non esiste al di fuori del rapporto con la salute, con il corpo e con l'universo in generale. L'universo è una gerarchia di elementi in relazione fra di loro, nella quale si colloca anche l'alimentazione. Quindi i cinesi generalmente, adesso io detesto dire i cinesi perché non ha senso parlare di i cinesi in generale, però diciamo così, quelli che aderiscono alla tradizione centrale della cultura del paese che chiamiamo Cina, sanno sempre, ma anche la donnina e l'omino per la strada, sanno sempre cosa fa bene e cosa fa male, perché cosa e cosa mangiare adesso, oggi che fa caldo e domani che fa freddo e quando piove, quando nevica, eccetera, perché c'è una principale divisione, diciamo, di tutti gli alimenti in raffreddanti e riscaldanti, che non ha nulla a che fare con la temperatura, notate bene, ha a che fare con l'effetto, perché il tè, per esempio, che è caldo non è riscaldante, ma è raffreddante. E tutto il resto della cucina rientra in queste categorie, quindi se è praticata correttamente, la cucina dovrebbe equilibrare tutti questi elementi. La cucina non fa la pietanza, ciò che è preparato non fa male, perché calibra ed equilibra tutti gli elementi che fanno bene al corpo e conseguentemente anche alla società, di cui il corpo è una materializzazione. Quindi è vero, sì, la cucina cinese ha sempre un aspetto di attenzione alla salute e di attenzione al corpo, su questo non c'è alcun dubbio. Sia la preparazione del piatto in sé che la scansione del pasto, che l'accostamento delle varie pietanze tiene sempre conto, dovrebbe tener sempre conto di tutti questi elementi, per esempio i colori, i sapori, le temperature, le consistenze, sono tutti rapporti che poi in ultima analisi vanno ad incidere sulla salute e sul corpo. Livio, vuoi? No, condivido appieno, l'unica cosa che mi permetto di aggiungere è che è uno degli elementi che tengono in considerazione i cinesi, ma non è l'unico, nel senso che c'è la tendenza a immaginarci i cinesi che mangiano solo seguendo queste norme. È un po' come dire che tutti noi sappiamo che il foie gras non è il cibo più salutare, il fumo fa male, però c'è gente che mangia foie gras allegramente e che fuma allegramente, per cui c'è la coscienza di questi fattori, però poi vengono gestiti a livello individuale. Sì. Torno un momento sul bongo dei cinesi. Sì. Quando c'è stata la dinastia Yuan, Sì. è stato soltanto un fatto minoritario così dividere, oppure c'è stato anche un mischiamento di popolazione? Perché se sono incompatibili, se diciamo i Han cerealicoli e masticatori sviluppano anche una particolare dentatura, gli altri sono allevatori e hanno un altro sistema, hanno sistemi immunitari differenti e così, no? Sono incompatibili, quindi probabilmente non si sono mai incrociati geneticamente, così, però c'è stata una dinastia durata 200 anni che ha Sì, durante questa dinastia, in effetti, paradossalmente la dominazione di una popolazione essenzialmente di allevatori e di consumatori
di prodotti di quel tipo, è servita per contrasto a rafforzare la percezione della cinesità, anche da un punto di vista alimentare, della cinesità, anche da un punto di vista alimentare, tant'è che abbiamo, che è un esempio citato anche nel Ciagini, a proposito esatto, che cos'è, il caglio, o Allora, sì, allora, l'esempio è di che epoca? È IV secolo forse? sì, però poi si riferisce... È molto vecchio, però in effetti c'era una contrapposizione bella netta all'epoca tra i cinesi della Cina meridionale, consumatori di tè all'epoca, e carpa, zuppa di carpa, e invece le popolazioni a nord che consumavano carne di montone e lao, che vuol dire cos'è, latte fermentato. Sì, sì. Per cui l'identificazione del barbaro con il latte e il prodotto e il latticino ha rafforzato un'identità. Immaginare che Sì. loro costruiscono una grande muraglia proprio per separarsi. Ci sono popolazioni che sfumano le une nelle altre, che hanno un terreno, diciamo, dove si collaudano geneticamente dei miscugli. Io voglio sapere, ma si sposano cinesi e mongoli? Cioè ci sono dinastie, diciamo, dei misti, diciamo, dei frutti di questo? Darwinianamente com'è possibile, diciamo, che facciano questo? Cioè certe proibizioni avvengono proprio per questa grande differenza dei sistemi immunitari, della compatibilità, non soltanto le regole, poi le regole culturali si adattano, sviluppano anche delle regole sociali e culturali che differenziano le popolazioni, ma per andare alla sostanza, diciamo, reale, cioè che cosa sono, diciamo, evidentemente non si piacciono perché hanno, diciamo, abitudini alimentari diverse, odori diverse, fisicamente sono anche diversi. Allora la domanda era, ma dove vediamo che le popolazioni si mischiano, che c'è un territorio diciamo sfumato, neutro, come in molte parti d'Europa e così, ma dove ci sono grandi differenze, come per esempio bisogna attraversare un oceano, diciamo il Nuovo Mondo, quando arriviamo là e hanno delle abitudini diverse, questi muoiono come mosche semplicemente perché portiamo le malattie o altro. È vero quello che diceva lei sul latte, così per esempio la Nestlé, per dire, dà ai bambini africani il latte in polvere e le pillole per digerire il latte, Certo. cioè addirittura fa un business sulla cosa, perché altrimenti non sarebbe possibile. Ora, nel caso dei mongoli e cinesi vorrei sapere se ci sono casi di miscugli di popolazione o no. Se ci sono stati casi di miscugli di Se popolazione. sono totalmente incompatibili, durante la storia culturale spiega questa barriera fisica tra gli Han e i mongoli in maniera Sì. anche alimentare. Come? Sì. Prego. No, insomma, io penso, no, faccio fatica a immaginarmi la faccenda in termini medici o genetici. Preferisco un'interpretazione di tipo culturale. Penso appunto a Bourdieu, quando parla di distinzione, dice che la distinzione è più pressante dove la vicinanza è maggiore. Perciò è proprio secondo me nella contiguità geografica e anche di mescolamento con le popolazioni del nord della Cina, e poi questa presenza durante la dinastia Yuan che di fatto ha sancito secondo me la rottura completa con l'altro dominatore e noi sottomessi cinesi, che ha definito gli usi alimentari più che questioni di tipo genetico. Non so cosa ne pensi tu, Marco. Sì, e anche io non credo che non c'è stata tutta questa grande fusione fra la popolazione mongola e la popolazione cinese, ma anzi sono stati mantenuti ben distinti i confini anche sociali, così come lo sono al giorno d'oggi, dove addirittura la Mongolia interna è stata svuotata dalla popolazione mongola per riempirla di popolazione cinese. Non si è cercato di fondere le due popolazioni,
ma piuttosto di svuotare cosa che i cinesi storicamente hanno sempre fatto per risolvere questo genere di problemi. Muoviamo intere masse di popolazione da una parte all'altra, quindi popoliamo la Mongolia di cinesi Han e ridistribuiamo i mongoli altrove. Quindi secondo me si continua a sottolineare la differenza così dal punto di vista alimentare come da altri punti di vista, la differenza fra le due popolazioni o culture. C'era un signore che... Sì. Sì. Sì, certo. E quindi? Quindi aveva abitudini alimentari del tutto... Certo, beh, su questo non c'è dubbio, c'è tutta la zona verso l'Asia centrale che è il Xinjiang, che è indubbiamente di religione islamica, ma quando noi diciamo Cina è per questo che è sempre un po' pericoloso o comunque ambiguo parlare di Cina e di cinesi. Noi intendiamo cose molto diverse quando parliamo di Cina. I confini della Cina sono variati enormemente nel corso dei secoli e l'appellativo di cinese noi al momento lo estendiamo a chiunque abbia un passaporto cinese più a un sacco di altre persone che non hanno, esatto, alla faccia, eccetera. Quindi sicuramente la Cina comprende sacche di altre di religioni particolari, poi non esiste una religione nazionale, non è mai esistita in Cina, per cui ci sono i musulmani, ci sono i nestoriani, ci sono stati gli ebrei in Cina per molto tempo, anche se gli ebrei originali cinesi, gli ebrei di Kaifeng non esistono più in realtà. Quindi ci sono state sacche di alterità di qualche tipo in Cina, di sicuro, certo. I musulmani cinesi però, non parlo dei musulmani dell'Asia centrale, ma la minoranza Hui per esempio, hanno anche delle abitudini fortemente cinesi, diciamo. In quel caso abbiamo una commistione di religione ma abitudini che sono fortemente locali, fortemente cinesi, però non mangiano il maiale, certo, ma bevono. Ah sì, certo, certo. Ci sono altre domande? Sì. Ne stavamo appena parlando noi sottovoce adesso. Prego, Daniele Beltrame. Beh, diciamo che non è appunto neanche questa una novità, perché appunto, come si parlava della tradizione alimentare musulmana, che esiste appunto da secoli appunto in Cina, esiste anche una tradizione vegetariana in Cina, che è appunto quella buddista, che appunto è stata anch'essa aiutata appunto da tutte le importazioni che sono venute nel corso dei secoli e anche dalle invenzioni, per esempio il tofu, che appunto è una comodissima e praticissima fonte di proteine che si sostituisce perfettamente alla carne e che quindi sostiene appunto questo tipo di alimentazione. Non c'è, credo, nessun pregiudizio particolare nei confronti di una dieta vegetariana, anzi, una cosa considerata completamente normale. Sì, sicuramente più che appunto in Italia o in Europa, insomma. Okay. Ok, c'è una domanda.
sono tanto quanto gli altri, io credo. No, cioè, cosa vuol dire prevalentemente a base di carne? No? C'è la carne, c'è il pesce, c'è il pollo, c'è di tutto. Friggono anche molto. La frittura è una delle tecniche di preparazione, ma non credo che si possa etichettare o comunque stigmatizzare la cucina cinese come poco sana. Penso che Daniele sul fritto Sì. e sulle visioni del fritto possono. Beh, ci sono tantissimi tipi di fritto anche, veramente. Sì. Voglio dire, la Cina è un paese come qualsiasi altro e ha una scienza medica e non sviluppata come quella di qualsiasi altro paese, quindi sicuramente ci sono studi medici seri che io non conosco perché non è il mio campo, ma di sicuro ci sono con percentuali che io non sono in grado di darle, però non, in assoluto, anzi la cucina cinese è estremamente variata. È molto più variata forse della cucina occidentale perché proprio per questo contrasto fra fame e abbondanza la cucina cinese ha dovuto imparare a far uso di tutto, anche di cose che noi non mangiamo, proprio perché in certe circostanze non c'era altro da mangiare. Quindi è una cucina estremamente varia e variata. Se realizzata con una certa ampiezza di mezzi anche economici, la cucina cinese è forse, oserei persino dire, più sana della nostra per la varietà di ingredienti cotti, crudi, eccetera, che si usano e per la varietà di cose. Quindi dire la cucina cinese è prevalentemente a base di carne, no, direi. In più ha questa grossa tradizione vegetariana molto più forte che non da noi perché è legata a una religione importante. Se non ci sono altre domande, chiuderei qui, passo la parola a Daniela Brunelli. Sì, io semplicemente per ringraziarvi, siete stati molto generosi in tutte le notizie che ci avete offerto, mi sembra di cogliere dagli interessi del pubblico sicuramente un approfondimento sull'aspetto della salute che accogliamo e lo rinviamo a un prossimo ciclo e anche un interesse ad esempio sugli organismi geneticamente modificati. Più di una domanda è stata fatta su questo. Mi permetto allora di invitarvi il 6 maggio, avremo qui un genetista agrario, uno scienziato, Mario Pezzotti, che parlerà proprio di questi argomenti e magari le stesse domande riferite alla Cina potranno essere poste a lui. Io ringrazio moltissimo Sara Dattoma che ha condotto la moderazione del tavolo e gli ospiti, Daniele Beltrame, Livio Zanini e Marco Ceresa. Ringrazio moltissimo Roberta Facchinetti e Renzo Cavalieri, i due docenti, la prima direttrice del Dipartimento di Lingue e Letterature straniere di Verona, il secondo docente a Ca' Foscari e che sarà il moderatore, presentatore, autore, coautore del volume che ha in mano fresco di stampa che verrà presentato, quindi siete tutti invitati il prossimo 28 aprile e sarà lui dunque a presentare il volume insieme al professor Scartezzini che ringrazio per essere stato con noi anche lui oggi, e a Tommaso Dalla Massara, docente nel nostro Ateneo, di nuovo Sara Dattoma, però nella sua veste di esperta di diritti umani, in Cina in particolare diritto della famiglia, Valentina Bellomo e Attilio Andreini. Quindi vi ringrazio, adesso ci portiamo nella parte della sede prospiciente Labra e finalmente gustiamo insieme e brindiamo. Altro che 100, siamo in molti, quindi la reciprocità è 100 al cubo questa sera. Grazie a tutti.